Paola Goisis, ci faccia capire dov'è questa esigenza dell'autonomia. L'esigenza è presto detta, presto espressa, è un'esigenza perché i lavoratori del Veneto, tutti i cittadini del Veneto, chiunque abbia una partita IVA, ma anche tutti coloro che lavorano in Veneto, lasciano allo Stato centrale un residuo fiscale di ben 18 miliardi di euro. Paola Goisis, cosa vorrebbe dire ai veneti in merito alla loro autonomia? Sì, che devono essere estremamente consapevoli che l'autonomia non è una concessione che ci farebbe lo Stato centrale, ma è un loro diritto, è un diritto al quale non devono rinunciare e per il quale però non devono nemmeno credere alle facili promesse di chi continua magari a spostare le date di affermazione, di chi continua a spostare le date delle varie trattative politiche semplicemente a scopo politico, a scopo propagandistico, giusto per arrivare al momento delle elezioni europee. In ogni caso, sia allora, sia nel 2017 quando è stato fatto il referendum, sia adesso, le motivazioni sottese a questa realtà non erano altro che motivazioni propagandistiche.